Buonasera a tutti. Stasera su Storia Globale abbiamo il piacere di avere con noi il professore Giulio Ferroni, Buonasera. grande storico della letteratura, che ha scritto un bel libro edito dalla nave di Teseo che si chiama Natura vicina e lontana, umanesimo e ambiente, dagli antichi greci all'intelligenza artificiale, edito dalla nave di Teseo, ed è un libro che parte appunto dai precordi della letteratura, dalla, dalla letteratura greca, però prima della letteratura greca c'è fa uno status questione su perché si studino sugli studi a humanitatis, qual è il fondamento, il valore attuale degli studi a humanitatis, l'umanesimo e umanisti verso la modernità europea, poi in cui getta le basi, insomma, per il libro. Poi ci sta il capitolo secondo, in cui si parla dell'antica Grecia con i poeti della Grecia arcaica, Esiodo, Saffo, Ceo. Poi ancora nella letteratura latina, Virgilio, Trabucoliche e Georgiche, per andare a San Francesco d'Assisi, alla nascita della letteratura italiana, Dante Alighieri, l'umanesimo, poi Montaigne e Machiavelli, quindi si ha anche un taglio europeo, Descartes, Galileo, 6 Leopardi, grandi intuizioni critiche su Leopardi, poi ancora su visioni radicali di Baudelaire e Nietzsche, in Corsa verso il futuro, il capitolo 8 tra D'Annunzio e Pascoli, 9 La terra desolata e disagio della civiltà, 10 Heidegger, Albert Camus, Eugenio Montale, 11, il capitolo 11 Croce, e il 12 Pierpaolo Pasolini, Italo Calvino, 13 sul crinale del Novecento, Günther Anders e gli inganni della tecnica, L'arme tempestivo, trattative inconcludenti, fughe nello spazio. Poi il 14 si ritorna, si affronta in modo più specifico l'assoluto digitale, l'intelligenza artificiale e poi il 15 che si chiude con Hans Johannes. Io darei la parola al professore per illustrare il significato del suo lavoro e poi semmai abbiamo un dibattito tocchiamo qualche punto, insomma, per quello che Sì, possiamo. grazie. Sì. No, il problema è che il libro è nato da una sensazione che ho da molto tempo, che sia tanto più cruciale oggi, dal fatto che il rapporto con la letteratura ci mette sempre in vista dello spazio, dei luoghi, insomma. Ogni parola letteraria sorge dall'interno di un luogo, dalla specificità dell'ambiente intorno. La letteratura è sempre stata la voce che è partita proprio dalla concretezza della terra, anche i poeti più fantastici, anche Dante che viaggia nell'oltretomba, in realtà parte da luoghi specifici. La sua poesia, come tutta la poesia, è piena di riferimenti allo spazio da cui la voce poetica parte. Ora, questo per me è un dato così importante da sempre che però oggi nello studio, nel rapporto con la letteratura, diventa più cruciale, più essenziale proprio perché ci troviamo nei confronti della crisi ambientale, insomma, no? Che diventa sempre più impellente, sempre più difficile da districare, come è difficile svegliare una coscienza realmente diffusa che ci porti a cambiare i comportamenti che vanno a essere cambiati se vogliamo che l'umanità sopravviva. Ecco, quindi, mentre in tutti i dibattiti che si fanno su tutte queste cose di letteratura si parla molto poco, io credo che invece la letteratura da sempre, insomma, è stata voce dell'ambiente e che quindi non solo dal punto di vista educativo, e certo che è importante, qui la scuola avrebbe un ruolo ovviamente determinante, ma non solo da quel punto di vista, dal punto di vista di una coscienza del nostro essere del mondo, dei limiti della vita, di dove siamo, insomma, di come sono fatti i luoghi in cui viviamo e quelli più vicini e quelli più lontani. Ecco, per tutto questo credo che interrogare la letteratura, ritornare addirittura a come gli uomini più antichi, insomma, no, hanno sentito
il loro rapporto con lo spazio fisico sia una cosa determinante, anche perché se noi vogliamo capire il presente, tra l'altro, questa è un'altra questione più generale, non dobbiamo mai dimenticare il passato, il modo come si è arrivati a essere e a stare come stiamo, insomma, no? Ora purtroppo, soprattutto nelle giovani generazioni, ma non solo, ormai nella società corrente dappertutto, c'è l'idea che il mondo è quello che abbiamo davanti, che deve essere così, deve migliorare magari, ma senza avere la coscienza che se è diventato così è stato per un lungo sforzo, fatica, così lavoro, sofferenza, bellezza anche, no? Di tutti coloro che ci hanno preceduto. E credo che per toccare il tema del primo capitolo, l'umanesimo, no? Come tradizione, è la tradizione storica che noi abbiamo alle spalle, che la società occidentale almeno, no? Alle spalle, e che ha costruito faticosamente, con tanti conflitti, no? Con conquiste e con errori e orrori purtroppo anche, però ha costruito la nostra coscienza del mondo. È una coscienza che non possiamo, non dobbiamo perdere proprio se vogliamo capire il nostro presente. Quindi non basta soltanto la tecnica, insomma, no, per intervenire su questo presente, ma ci vuole la coscienza del presente, e credo che la tradizione umanistica ha un rilievo fondamentale, che non è tra l'altro l'umanesimo, nei tanti discorsi che circolano oggi, viene accusato, no, di aver creato una dimensione antropocentrica, no, per cui tutto in funzione dell'uomo, no? E quindi la distruzione della natura sarebbe responsabilità della continuità dell'umanesimo. Non è vero nemmeno per niente, nemmeno da lontano. L'umanesimo è stato coscienza, certo, del fatto che la civiltà è costruita dall'uomo, è insomma una dimensione umana, no? Ma è coscienza anche dei limiti degli accrescimenti e dei limiti del nostro essere nel mondo. Tutta la grande letteratura umanistica, chiamiamola, insomma, quella dell'antichità, quella del Medioevo, quella della modernità, ha interrogato lo spazio e i suoi limiti. Quindi io ho passato in rassegna poi nel corso del libro una serie di autori, che potevano essercene altri. Naturalmente alcuni sono gli autori che conoscevo meglio, che prediletti, eccetera. Altri mi sono accostato in maniera più marginale, no? Però credo che, ecco, interrogando quegli autori, ma se ne potevano interrogare tanti altri, si verifica come la parola letteraria, quando è autentica naturalmente, quando non è così finta letteratura, non è letteratura mistificata, ma poesia, grande coscienza filosofica, ecco, tutte queste cose di cui è pieno e sono piene le nostre biblioteche, il nostro passato, ma anche il nostro presente. Ecco, tutto questo, tutta questa tradizione, tutta questa letteratura ci porta a interrogare, no, il nostro essere di esseri umani nello spazio, in un momento in cui nella cultura corrente l'umanesimo è ridotto sempre più ai margini e è sostituito, no, da certi trionfi tecnologici che qualche volta pretendono di associare tecnologia e umanesimo, altre volte prospettano il postumano, no? Si parla molto di postumano, di oltreumano, così, no? Ecco, e nel libro si tocca anche, insomma, questa problematica. Ecco, adesso ho detto praticamente le ragioni per cui è nato questo libro, che non voleva essere solo un libro di critica letteraria, in fondo, no? Anche se parte dalla letteratura, anche voleva essere, forse perché alle spalle poi ho tutta una vita di letterato, insomma, di uno che ha insegnato la letteratura e ha scritto libri di letteratura, vuole essere un modo di mostrare come la letteratura non è semplicemente uno strumento di intrattenimento, insomma, no? Di ozio, di divertimento o di sguardo così un po' nostalgico al passato, ma è un modo di capire proprio la complessità, l'intreccio difficile del mondo, e ne abbiamo bisogno proprio per il presente, no?
Quindi questo vorrebbe essere un libro di saggistica sull'attualità, in realtà, mostrando come sia importante per capire l'attualità partire anche, oltre che da tante cose che riguardano il nostro presente, dalla letteratura e dal suo passato. Certo. Quindi dicevo, è un libro, in sostanza è un libro di critica letteraria, di critica letteraria che abbraccia un largo periodo, cioè è un libro che lavora sul lungo periodo. Come mai poi cioè, le scelte degli autori di cui lei tratta, da Safo, cioè, che precedono la letteratura italiana, ci può spiegare appunto lo svolgimento, del, Certo. insomma, cioè anche le scelte fatte dagli autori. Sì, naturalmente, volendo interrogare il rapporto della letteratura con lo spazio, vengono in mente tantissime cose, no? Ognuno ripensa proprio alla cultura di cui è nutrito e io penso che la tradizione, la letteratura di cui mi sono occupato, quella italiana, c'ha alle spalle la grande letteratura classica, che io tra l'altro c'ho quasi il rammarico di non essere diventato studioso di letteratura greca e latina, diciamo, poi in fondo, no? E quindi c'è anche questo. E io quando penso a come un poeta di qualsiasi epoca ha guardato lo spazio, di sera nella notte, se guardo il paesaggio così illuminato dalla luna, mi viene in mente subito una poesia di Saffo. No? È un frammento, anzi, non una poesia, un frammento di Saffo in cui mi sento veramente vibrare qualche cosa, insomma, un senso di vicinanza e di lontananza nello stesso tempo nei confronti della natura, no? Io ho usato una traduzione, no, ci sono tante traduzioni naturalmente dei lirici greci, io ho riportato alcuni versi di Saffo e di Alceo qui soprattutto, con una traduzione che, insomma, ho utilizzato traduzioni diverse, ma ci sono intervenuto, insomma, è una traduzione mia che non è originale, perché anche si serve di altre traduzioni. Quindi io, quando cito questo frammento 168 di Saffo, uso dirlo così come lo si... È tramontata la luna e le Pleiadi nel mezzo è la notte, il tempo dilegua io solo, sola giaccio. Ecco, questo silenzio della notte, di un mondo che era così lontano dal nostro. Immaginiamo lo spazio circostante, non riusciamo a immaginarlo davvero. Immaginiamo, no? Questa voce femminile che guarda, insomma, il cielo, la luna è diventato buio, la luna, pure la costellazione delle Pleiadi, no? E lei sta lì sola, non si capisce, giaccio. Qualcuno traduce sono a letto, sono sdraiata, insomma, si può intendere in tanti modi la parola greca da cui parte, cateudo, no? Seggo anche, ma potrebbe, molti traducono io sola seggo, insomma, no? Io preferisco tradurre giaccio in questo caso, no? Ma vuol dire, insomma, traduce in tutti e due i modi, si può. Ecco, dico, e quindi c'è questo senso di distanza e lontananza della natura. Quindi dico, nello stesso tempo, no? È un dialogo fortissimo, ma anche io sola giaccio, insomma, no? Non solo la solitudine personale, ma il fatto di essere sola nei confronti dell'immensità del cosmo. Ecco, quindi mi viene sempre in mente, mi è venuto sempre in mente questo testo quando mi è capitato nelle situazioni più diverse di parlare dello spazio nella letteratura, quindi praticamente sono partito da qua, anche se ci ho messo prima un frammento di un poema di Esiodo, che è più antico addirittura di quello stesso della poesia di Saffo, no? In cui sono le opere, o qualcuno traduce le opere e i giorni, insomma è un poema in cui si parla dei lavori della campagna e quindi c'è una scena campestre estiva, formidabile, bellissima, che potrebbe essere vera perfino oggi, no? Quindi credo che insomma, io sì, sono italianista, però ho sempre coltivato, diciamo, la letteratura classica e come dovrebbero fare tutti gli italianisti, e tra l'altro ci sono, oltre questi
brevissimi accenni a poeti greci, no? Proprio da incompetente in fondo, no? Però poi ho insistito di più su alcuni poeti latini e soprattutto su Lucrezio, che è una cosa, no, il De Rerum Natura, lì la natura, come sapete, sta nel titolo stesso, no? Ma è una cosa, insomma, che dice delle cose che valgono veramente ancora oggi, incredibile, no? Ecco, e quindi tanti testi di quelli che attraverso nel corso del libro è pieno di citazioni, perché poi la cosa lo diceva già Sì, Walter Benjamin e poi tanti altri, insomma, l'ideale sarebbe fare un libro di tutte citazioni, insomma, no? Ma queste citazioni non sono soltanto dei reperti del passato, no? Ma ci possono parlare ancora di oggi, no? certo. Questo mi pare, se ecco, partivo da Lucrezio, no? Prima ho detto Lucrezio, ma Lucrezio veramente sia con la sua concezione atomistica, la concezione del rapporto tra l'uomo e la natura, della incapacità umana di capire tutto fino in fondo, l'abbandono da parte umana della ricerca autentica e la disposizione all'odio, allo scontro, insomma, no? Perfino fa lui così latino, romano, insomma, no? Fa una implicita critica al bellicismo di Roma, ma pensate nel primo secolo avanti Cristo, insomma, no? Il fatto che gli esseri umani vanno appresso agli errori e non capiscono i limiti del loro rapporto con la natura, no? È una cosa, ci sono delle cose formidabili, naturalmente per approfondire bisognerebbe scrivere dei libri interi su ciascuno di questi. Quindi questo invece non è un libro specialistico, naturalmente, è un libro anche divulgativo che attraversa. È chiaro che uno studioso di Lucrezio mi potrà dire: ma tu di questo non hai parlato, quell'altro non hai citato, ma non ci sono citazioni, per esempio, di critici, di libri di storia letteraria che pure io ho letto, che conosco, insomma, no? Vuole andare incontro al lettore e presentare attraverso un percorso fatto di citazioni, ma anche di alcune spiegazioni interpretative, no? Che cosa è stato il rapporto con la natura nella tradizione del nostro Occidente, naturalmente. No? Che però è una cosa che ha una tensione universale, apertura a tutto il mondo, alla necessità che oggi abbiamo di salvaguardare l'intero pianeta, no? In un momento, adesso aggiungo una cosa di attualità, a cui accenno un po' anche alla fine, in un momento dove tutto questo sta diventando sempre più pericoloso anche per gli ultimissimi fatti storici, le vicende politico-belliche, no? Siamo veramente, pensate, ecco, io ormai, essendo avanti negli anni, no? Sento fortissima la preoccupazione della necessità di salvare l'ambiente, lo spazio, le città, i paesaggi, il nostro paese, il mondo, insomma, per le giovani generazioni, no? E ci sarebbe tanto impegno fondamentale, no, per evitare tutti i pericoli ambientali e climatici, invece i nostri giorni, dopo la pandemia, in cui appunto speravamo che ci aiutasse quell'orrore che c'è stato a capire invece che cosa bisognava fare, no? Essere insomma tutti uniti per cercare un'uscita dai pericoli, adesso stanno succedendo delle cose belliche, militari, incredibili, che nessuno avrebbe pensato fino a pochi anni fa, no? E quindi l'angoscia si moltiplica naturalmente, no? I limiti di quello che uno fa, si sentono sempre più. Ah, colgo l'occasione, cioè prendo spunto da quello che ha detto lei, perché poi il libro è fatto di citazioni, cioè porta grandissime, tante citazioni, giustamente è una vita di studi, poi compendia una vita di studi di autori su cui lei ha scritto saggi, insomma, ha scritto una bellissima storia della letteratura italiana che ancora tengo, insomma, non trovo quella in Napoli, insomma. Quindi, da profondo conoscitore della letteratura, mette insieme tutte le osservazioni che poi riguardano due cose. La natura, il rapporto tra l'uomo e la natura e anche nel canone dell'umanesimo, però, insomma, anche il rapporto dell'uomo, ciò che l'uomo pensa di se stesso,
dell'umanesimo, e così va avanti da quello che mi pare di aver capito leggendolo, insomma, fino ad ora. Sì, l'umanesimo Cioè, classico, l'umanesimo, sì, quello che insomma quando si studia storia letteraria, no, e l'età umanistica, il 400 sì. grosso modo, no? In genere lì si dice che si scopre la centralità dell'uomo nell'universo, no? E Pico della Mirandola viene su De hominis dignitate, no? Sulla dignità dello benissimo. Ora però questa è una centralità di coscienza, è il fatto che l'umanità attraverso gli studi dei classi, il ritorno agli antichi, scopre il fatto, afferma il fatto che la decisione su come vivere nella Terra, su cosa fare, spetta agli esseri umani, insomma, non è soltanto legata, anche se c'è ancora il cristianesimo, no? Ma non è legato soltanto all'obiettivo ultraterreno, no? Quindi la piena legittimità del fare umano e la dignità dell'uomo in questo senso. Però questa dignità dell'uomo non significa la sicurezza nel conquistare il mondo, no? Questo magari la provavano i grandi poteri, i signori, naturalmente, con la loro prepotenza, insomma, no? I soldatacci, le compagnie di Ventura, insomma, tutto le lotte di potere tremende che c'erano, ma gli umanisti aspirano invece a interrogare anche i limiti dell'umano. C'è un umanesimo tragico, per esempio, no? C'è la coscienza che la ricerca della virtù, tra l'altro una delle categorie fondamentali dell'umanesimo quattrocentesco, che poi permane ancora fino a Machiavelli e ulteriormente, no? È il tema della virtù che viene concepita sia come virtù morale, sia come virtus nel senso di valore, capacità di agire e di controllare il mondo. Però questa virtù è sempre minacciata dalla confusione del reale, da quella che Leon Battista Alberti, che pure è un grandissimo architetto, no? Leon Battista Alberti chiama fortuna e come la chiamerà Machiavelli, no? E come già Petrarca, fondatore, diciamo, no? Manualisticamente dell'umanesimo, no? O precursore, come volete, no? C'è questo senso del fatto, no? Che la virtù umana non è un assoluto, insomma, non può credere, pretendere di dominare il mondo, no? C'è sempre questo senso fortissimo, no? Ora, e questo continua variamente in un umanesimo di tipo relativistico, no? Che vede, insomma, no? Le diverse facce possibili della vita umana. E un punto d'arrivo da questo punto eccezionale, no? È in Montaigne, che raccoglie in fondo il grande Michel de Montaigne, raccoglie l'eredità dell'umanesimo italiano, prima di tutto, con una grandissima cultura classica. I suoi saggi sono fatti di infinite citazioni, anche di aneddoti ricavati dai classici antichi, eccetera, per mostrare però così la relatività dei giudizi sul mondo, la relatività del nostro essere nei confronti di altri esseri. Addirittura, insomma, riconosce che c'è una identità animale che non possiamo credere, no, di dominare soltanto, ma che forse c'è qualcosa delle qualità, delle forme di coscienza che noi non possiamo nemmeno capire, ma che dobbiamo sapere essere diverse, insomma, no? Quindi che l'uomo non è veramente al centro del mondo, anche se però eh, il suo fare nel mondo è determinante. E, tra l'altro critica per esempio alle guerre di religione, no? Lui scrive quando intorno a lui negli anni precedenti, ancora mentre scrive, no? C'è una lotta spietata, no? di sangue tra cattolici e protestanti, insomma, in Francia e non solo, no? E lui sente l'assurdità di questo scontrarsi, no, degli esseri umani, no? Cosa che gli animali non fanno, lo fanno soltanto per sopravvivenza, ma non per delle cose, insomma, che dei punti di vista sul mondo come sono quelli delle religioni, no? Ecco, quindi ora
con un grande autore come Montaigne, bisognerebbe fare i conti da sempre. E naturalmente, qui adesso riassumo alcune cose così rapidamente, ma tutto il pensiero umanistico conduce poi all'illuminismo, no? E oggi è in questione, come è in questione l'umanesimo, è in questione l'illuminismo, no? L'illuminismo, cioè, sarebbe la pretesa della ragione di dominare tutto, la realtà. Questo in realtà non è vero assolutamente che questo sia l'illuminismo. È chiaro che la scienza moderna e le nuove tecniche, no, che portano alla rivoluzione industriale sono legate pure allo sviluppo, no, dell'autonomia della ragione, certe scoperte, a partire dalle scoperte scientifiche di Galileo, che pure era un grande umanista, dall'altro, no? Come Newton pure era un grande umanista, no? Quindi i grandi scienziati della scienza classica, ma anche gli scienziati contemporanei, spesso sono grandi cultori, studiosi, conoscitori della grande letteratura umanistica, no? Però dicevo, qui si accusa l'illuminismo come pretesa della ragione di sottoporre tutto l'universo al controllo umano e di alterare attraverso lo sviluppo della tecnica, cioè alterare gli equilibri naturali, no? Certo, la scienza, la tecnica, il grande sviluppo industriale a partire dal Settecento fino a oggi è la ragione fondamentale, naturalmente, ma non la sola, diciamo, del degrado a cui siamo arrivati. Ma non si può dare la responsabilità ai grandi illuministi, all'illuminismo, perché l'illuminismo è stato prima di tutto, no, una rivendicazione di uno sguardo razionale ai nostri rapporti, all'orizzonte interumano, insomma, una liberazione dai pregiudizi, no? E ha avuto una capacità di sguardo alla concretezza della natura, come possiamo vedere in Diderot, autore che io non nomino nemmeno nel libro dall'altro, e Voltaire, lo stesso Voltaire, no? E dal seno dell'illuminismo viene fuori uno scrittore filosofo che è un po' illuminista, un po' anti-illuminista, che è Rousseau, che si pone il problema, no, addirittura se lo sviluppo delle scienze e la modernità, e quella che sarà chiamata poi modernità, eh, eh, ha creato felicità per gli esseri umani, no? Insomma, no? E quindi pensa a uno stato di natura originario che sarebbe più felice, no? Ora, e qui però insomma, non stiamo naturalmente ora ad attraversare tutto il pensiero di Rousseau, ma voglio dire che da queste riflessioni, no, sorge poi una capacità di sguardo critico alla società e che nel nostro Leopardi, che non a caso della prima parte del suo pensiero parte proprio da Rousseau, la natura, l'aspirazione a una felicità naturale originaria che la società moderna avrebbe cancellato, no? Con i suoi sviluppi, con lo sviluppo di una ragione artificiale. Ecco, Leopardi parte da là, ma partendo da là arriva ad un atteggiamento fortemente critico verso tutti gli sviluppi del presente, partendo dall'idea poi della natura benigna, arriva alla rovescia, arriva a verificare, no, la negatività del nostro rapporto con la natura, ma non per agire su di essa e rovesciandone il senso, ma per l'unico modo di salvarsi dall'estraneità della natura, la natura lontana, è sentirla in qualche modo vicina, cioè rispettarne le forme, non esagerare a esaltare le magnifiche sorti e progressive umane, non mettere gli uomini gli uni contro gli altri, ma creare una solidarietà di umana compagnia che sia capace di resistere ai pericoli della natura, ma non solo ora diciamo noi di resistere ai pericoli della natura, che sono tanti iscritti proprio nell'alterità della natura, ma anche di fare in modo di non violentare la natura in modo che finisca per farci male ancora di più. È quello che abbiamo fatto negli ultimi secoli, poi, in fondo, no? Certo. L'umanità, invece di confederarsi per proteggersi meglio
dai pericoli della natura ha creato, no, illusioni di potenza che si sono scontrate le une con gli altri, e i disastri, tra l'altro, i disastri delle guerre, le grandi guerre mondiali e quelle che sono in atto purtroppo ancora, hanno dei risvolti anche ambientali incredibili, no? Non soltanto l'orrore della morte, della distruzione, ma quello che la distruzione fa sull'equilibrio fisico di tanti luoghi, no? Io ho sempre pensato, per esempio, che nella prima guerra mondiale si sia realizzato il primo connubio di amplissimo raggio tra modernità e distruzione, perché lì è stata fatta la prova per la prima volta di nuovi mezzi tecnici che sono stati scoperti alla fine dell'Ottocento, anche l'uso dei motori, no? Le automobili, i camion, i carri, che poi dopo nel corso del secolo hanno portato, no? Pensate che i futuristi, e nel mio libro se ne parla pure, no? Invece esaltavano il progresso verso il futuro, la meccanizzazione di tutto, e a questa meccanizzazione era collegato l'elogio della guerra sola igiene del mondo, no? Senza farci capire, no, che proprio nella guerra l'energia nuova delle macchine avrebbe avuto, no, la sua manifestazione distruttiva, no? Insomma, ora, vedete, gli argomenti sono tantissimi. Sono tantissimi, infatti lei, siamo partiti da Montaigne, perché chiaramente poi siamo al paragrafo, io però vorrei fare questa seconda parte, insomma. Parliamo insomma quello che mi interessava è Pomponazzi e Bruno, cui lei ha dedicato bellissime Brevemente, pagine. sì, sì, poche. Sì, beh, vabbè, lì c'è il naturalismo, diciamo, rinascimentale, grosso modo possiamo chiamarlo, no? Perché, insomma, c'è una visione proprio della carattere autonomo della natura in rapporto all'umanità, no? Però alla naturalità poi dell'uomo, perché l'uomo, l'essere umano, e anche in una prospettiva umanistica, viene considerato parte integrale della natura, immerso totalmente nella natura, no? Cioè, Ora, in Pomponazzi tutto questo si svolge attraverso uno svolgimento di tipo aristotelico, averroistico, cioè sarebbe molto lungo da discutere. E in Bruno è il suo maestro Telesio che scrive una natura iuxta propria principia, proprio la natura secondo i propri, e ha una visione del mondo legata proprio al rapporto tra dei principi naturali, caldo e freddo e altri soprattutto, no? Bruno porta avanti questa prospettiva, no? Un'idea dell'immensità del tutto, no? Nell'unità e infinità del tutto in cui siamo immersi in un orizzonte di assolutamente relativo, per cui, no, io che sono qua sono in rapporto con qualcosa che è rovesciata, che è completamente lontana da me stesso, no? Non c'è nessun centro nell'universo infinito, quindi non possiamo credere, no, che noi umani della Terra, no, siamo il centro del mondo, no, ma siamo relativi ad altri, ci potranno essere altri mondi, infinito universo e mondi, una delle sue grandi, dei suoi grandi trattati italiani, no? Però questo si collega anche ad una così istanza di controllo di questo orizzonte, grazie alla magia, però. Ecco. Ora, la magia, il filosofo mago è quello capace di immergersi in questa totalità dell'infinito, no? In avere coscienza della propria posizione relativa, ma in questa coscienza finisce per identificarsi con il tutto. Insomma, no? Quindi c'è la molteplicità dell'universo, però si raccorda in una unità di coscienza, è un'unità del divino praticamente. Quindi qui ci sono elementi di tipo neoplatonico, eccetera, eccetera.
Quindi è molto contraddittorio, no? Da una parte così va verso le novità cosmologiche, scientifiche, no? Anticipandole addirittura, no? Rispetto, rispetto alla stessa scienza poi che ci sarà di Galileo, di Newton, no? Qui c'è proprio l'idea dell'infinità del tutto che a un certo punto la stessa fisica moderna se n'è fatto carico, no? Poi adesso non si capisce più veramente, no? Perché la fisica quantistica ci porta a un orizzonte ancora diverso, no? Però ecco, in Bruno c'è questa istanza magica così che è un limite naturalmente, è un collegamento suo con la tradizione diversa, precedente, no? Il senso dell'immersione nella totalità che però può essere recuperato proprio da un punto di vista più moderno, no? Proprio dal punto di vista di un atteggiamento scientifico che non sia solo dominio razionale e matematico nei confronti degli oggetti naturali, ma sia una capacità di interrogare la natura quasi dall'interno, no? Quindi, insomma, in ogni modo, tra gli autori più diversi ritorna sempre questa cosa che alla fine abbiamo fissato nel titolo, insomma, no? Che può essere anche, può sembrare perfino un po' banale, no? Vicina e lontana la natura, no? È la condizione nostra oggi, no? Che ci stiamo dentro fino in fondo, insomma, no? Però ce ne allontaniamo sempre di più attraverso poi l'uso particolare della tecnica, no? E qui forse non so se vi interessa, Quello- veniamo alla quello- parte finale del la libro. parte finale del discorso, nella parte finale del discorso. Io sono arrivato a leggere, fino a questo bel parallelismo che lei fa, tra D'Annunzio e Pascoli, là mi ero fermato. Cioè la natura per D'Annunzio, la percezione della natura in D'Annunzio e la percezione della natura in Pascoli, quindi totalmente differenti l'uno dall'altro, agli Sì, antipodi. sì, nonostante no, una volta venivano messi insieme sotto il segno del Ah, decadentismo. sì, sì, sì. Poi del resto sono quasi coetanei, no? Poi ci sono stati pure dei rapporti personali, un po' così, soprattutto Pascoli, insomma, aveva un po', si sentiva anche con una certa timidezza nei confronti dell'esplosione vitalistica di D'Annunzio, no? In realtà D'Annunzio parte da un ascolto della natura dal punto di vista della padronanza, no? Del prendere tutte le possibilità vitali con il suo uso, tra l'altro, un po' distorto del superuomo di Nietzsche, insomma, no? Tutte le possibilità vitali che io credo si possano sintetizzare in certi versi che sta all'inizio del primo libro delle Laudi, Maia, no? Quando a un certo punto dice: O mondo, a me mi fa pure un po' ridere, o mondo ti mangerò come un pomo, no? C'è questa fagocitazione dell'universo, no? Che poi lui però sa esprimere in modi formidabili, no? Di grande così sontuosità, eleganza nelle poesie più belle, come La pioggia nel pineto, come la sera fissolana, eccetera. Quindi quest'idea di appropriazione totale, no? Dal punto di vista dell'estetismo, della prova, dell'eccezionale vitalità di sé, il vivere immaginifico, no? E Pascoli è tutta una cosa opposta, no? Perché Pascoli invece sente l'immersione nella profondità segreta della natura, le risonanze sottili, no? Che tutti gli spettacoli naturali danno, no? Al suo intimo, agli affetti, alla perdita, no? Il senso della morte, così, no? Quindi ascoltare proprio come i dati sotterranei e segreti della vita della natura, no? Non a caso, in genere a livello didattico si fa sempre riferimento anche al linguaggio di Pascoli, no? Al rilievo che nella sua poesia assume il fonosimbolismo, no? Quando con l'onomatopea vuole rendere, in fondo, no? Proprio il linguaggio inarticolato della natura, insomma, no? Certo, avvicinarsi sempre più a qualche segreto, no? In cui si specchia il dolore del soggetto e il senso di mancanza del soggetto. In fondo tutta la poesia di Pascoli
la grande poesia. Poi a un certo punto lui ci prova pure con poesia un po' retorica, insomma, alla fine vuole fare quasi a gara con D'Annunzio, insomma, e del resto D'Annunzio quando muore Pascoli scrive appunto una cosa proprio eh, su di lui, alla contemplazione della morte, facendo riferimento al fatto che insomma al loro rapporto di fratellanza quasi sono vicini e lontani tra loro due, insomma, no? Però ecco, questo senso così dell'intimo, insomma, no? Lo specchio, sempre però è uno specchio soggettivo, naturalmente, no? Che però fa scoprire nella poesia dei dati di natura che solitamente nella tradizione classica non erano così presenti, insomma, no? Crea una novità formidabile nel linguaggio poetico italiano, no? Si può parlare nella poesia delle piccole cose, del quotidiano, insomma, degli eventi del quotidiano, degli oggetti fisici, materiali, le lavandare, per esempio, no? E cadenzato dalla gora viene lo sciabordare delle lavandare con tonfi spessi e lunghe cantilene, no? Questa è una cosa bellissima, insomma, no? Sono immagini che, insomma, nel classicismo così post-rinascimentale non si vedrebbero. Ecco. Ora, naturalmente in questi autori come non c'è ancora il senso del modificarsi dell'ambiente, no? Stanno ancora entro una natura che sembra mantenere, no, un suo equilibrio, anche se si riempie pure di oggetti materiali, manufatti umani, no? Che però acquistano un aspetto quasi di per sé naturale. Penso alla bicicletta, come le biciclette, c'è cito una delle poesie sulle biciclette di Pascoli, no? Sembrano quasi il passare della bicicletta, sembra quasi un modo, no, di entrare nel cuore della natura, di vedere passando velocemente in bicicletta, di afferrare delle cose della vita naturale. È vero in realtà, no? Rispetto all'automobile, insomma, rispetto al mondo precedente, no, a trazione solo animale, è già una novità meccanica, no? Però, e io sono stato ciclista, lo so bene, in realtà è ancora, no, un modo di adesione la bicicletta, anche perché va solo per energia umana. Adesso però ci sono quelle elettriche, però almeno la bicicletta è ancora un mezzo meccanico che però metteva in rapporto direttamente con l'aria, con l'orizzonte naturale senza impiego di energia inquinante, tra l'altro, alla fine, insomma, no? Quindi quando si arriva al Novecento, poi le cose sono molteplici, si trasformano variamente, ma credo che, ecco, un capitolo l'ho intitolato Disagio della civiltà, no? No, anzi, Terra desolata e disagio della E civiltà. questo qua, il capitolo 9, che poi è molto corposo, e ci arriviamo ora, che sono stato, ho letto, io ancora non c'ero arrivato nel suo saggio, però ho letto i romanzi che lei cita. Cioè, vabbè, non tutto Proust, 4-5 romanzi, Svevo, Mann, Woolf e Musil. Sì, appunto, credo che L'uomo i senza romanzi sono comunità. relativi Cioè. alla guerra, alla grande guerra, alla prima guerra mondiale, Allora, andiamo, cioè, siccome ha messo molti romanzi, cioè molti romanzieri, cioè sì, i più importanti, è anche bello sapere la sua analisi, insomma, su questi romanzi. Prego, professore. adesso non abbiamo il tempo di... Non abbiamo il tempo, cioè. No, però io dico, si raccolgono questi vari romanzi in quanto io ho scelto quelli che sono scritti subito dopo la Grande Guerra, no? Dove c'è il segno fortissimo della guerra, della distruzione della guerra e di quello che appunto attraverso la poesia, poi invece sempre successiva di pochi anni alla guerra di Eliot, il poema The Wasteland, la terra desolata, no? È una sorta di diffusione, insomma, nella grande cultura di quello che adesso viene chiamato il modernismo, no? Un tipo di cultura nuova, di letteratura nuova che non è d'avanguardia, ma sperimenta
una modernità di linguaggio radicalmente. Ecco, in tutta questa letteratura c'è questo segno, no, di una catastrofe recente, insomma, no, che lascia, insomma, no, una sorta di ansia che culmina, per esempio, per citare l'Italia, no, la cosa più nota nel finale della coscienza di Zeno di Svevo, no, che finisce col protagonista Zeno che ironicamente guarisce grazie alla guerra, insomma, no? Che guarisce dalla sua malattia psichica, insomma, o almeno si libera dal suo disagio nevrotico, avendo successo con la sua attività di imprenditore proprio durante la guerra, anche di profittatore in un certo senso, no? Perché la sua è industria bellica poi, insomma. E quindi ritrova la salute, però nel momento stesso in cui dice che ha ritrovato la salute, non deve fare più psicanalisi, dice che in realtà eh, eh, siamo tutti malati e il mondo forse guarirà soltanto quando, mentre ora gli uomini creano ordigni pericolosi di tutti i tipi, no? Distruttivi, ce ne sarà uno che creerà un ordigno più potente di tutti gli altri, lo metterà nel centro della Terra e la Terra salterà, insomma, no? Liberandosi da tutte le malattie e dagli esseri umani, quindi, no? È una Cioè, cosa ironica e tragica nello stesso tempo, no? lei dice che nevrosi, cioè, Proust era nevrotico, credo, cioè, perché Proust poi lo dice Vabbè, certo, Evo, Mann, Woolf e anche Musil, insomma, è quello che è i uno. grandi autori, Attori naturalmente. quasi tutti. Poi le situazioni sono molto. Io ho parlato adesso di quella di Svevo perché e poi in realtà è la più semplice da evidenziare, ma naturalmente sono cose molto complesse. Dico solo che il tempo ritrovato, l'ultimo romanzo, quello che conclude la ricerca del tempo perduto, si svolge in gran parte in Parigi durante la guerra. Parigi che non è occupata dai tedeschi come sarà durante la seconda guerra mondiale, no? Ma però vive in un modo, no? Dove si sente così, non è la normale vita di società a cui partecipava prima il protagonista Marcel, no? Però poi fa dei riferimenti, per esempio, alla battaglia più tremenda di Verdun, dove appunto ambientandola nei luoghi in cui si svolgevano le vacanze della sua infanzia, Combray la chiama, luogo fittizio, no? Che però finge di identificare con i luoghi della battaglia, la chiama la battaglia di Méséglise, insomma, insomma, no? E quindi inventa tutta una cosa per cui proprio nel finale della recherche, no, si inserisce questo effetto, no, di questa rovina recente, no? Anche se il personaggio dice che poi, insomma, in quei giorni, poi ripensando, ritorna all'idea di scrivere la recherche, no? E facendo rivivere tutte le persone che non ci sono più, che lui ha visto, insomma, no? Quindi alla fine dice che comincia il romanzo che sta finendo, no? Questa è una cosa formidabile già nella struttura. Comunque, Parità, sì. dico no, adesso forse insomma, ci stiamo dilungando, No, forse. vabbè, io credo che possiamo arrivare verso la fine, però non vorrei perdere alcune cose. Quello che mi interessava era il capitolo 11 e 12, perché l'anno prossimo noi abbiamo il cinquantenario, il 50esima morte di Pasolini, insomma, quindi, Sì, sì. quindi andiamo direttamente su, vabbè, Gli l'11, italiani del dopoguerra, dopo la seconda guerra io mondiale, andrei, io andrei, io andrei, salterei l'11 perché parla Emilio Gadda, Giorgio Bassani. Andrei, per non dilungarci, andrei sul capitolo 12, Pasolini, Volponi e Ortese. sì, gli autori, diciamo, del dopoguerra che hanno guardato in modi diversi alla natura e hanno messo l'accento proprio sul pericolo per la prima volta, no? Mentre gli autori precedenti, insomma, no, sì, vedevano pericoli di tutti i tipi, ma non il pericolo sulla persistenza dell'ambiente, no?
Pasolini lo vede solo in parte, ma perché vede soprattutto quella che per lui è il degradarsi della vita sociale italiana, il dominio del consumismo, no? Che rovescia l'identità di quella che lui vedeva chiamava la umile Italia, no? Che era in fondo ancora l'Italia contadina, insomma, no? Che pensava che il fascismo non era riuscito a cancellare, no? Invece il consumismo così del neocapitalismo cancella proprio perché cancella le abitudini di vita, no? E quindi si vive in funzione del consumo, ma questo consumo finisce anche per toccare, per degradare l'ambiente, non solo deformare la vita delle città e delle campagne, no? Ma poi inserire dei pericoli. E lui negli ultimi anni, negli ultimissimi anni, prima della morte, ha letto dei libri di ecologia. C'è un pioniere, allora ci fu, che era un giornalista bravissimo del Corriere della Sera, Alfredo Todisco, che scrisse nel 74 un breviario di ecologia che Pasolini recensì. Ora, diciamo, se fosse vissuto di più, Pasolini avrebbe sicuramente... aspetti che ciò... Posso? Sì, dico, Ok, prego. se Pasolini fosse vissuto di più, credo che avrebbe molto approfondito queste cose. D'altra parte, il romanzo Petrolio è un romanzo che del titolo stesso, no, ci dice, insomma, c'è la vicenda intricata di un protagonista doppio, no, con tutte trasformazioni che però ha a che fare con l'industria petrolifera, con quello che accade nelle trivellazioni nel Medio Oriente, quindi è un dato determinante dell'economia, dell'uso dell'energia e tutto quello che ciò comporta, no? Quindi la sensibilità sua era una sensibilità proprio per i luoghi, per la bellezza. Tra l'altro ha fatto delle battaglie in difesa di certi luoghi, no? Per esempio, una cosa, io accenno al documentario sulle mura di Sana, la capitale dello Yemen, no? Che lui insomma è presente in certi suoi, l'aveva usata come set di un paio di film, e aveva fatto una battaglia anche con l'ONU per la difesa di queste mura. Purtroppo, dopo la sua morte, sono successe proprio nello Yemen delle cose incredibili, una guerra civile micidiale. Adesso non si sa che fine abbia, in quali condizioni siano queste mura di Sana, insomma, no? Pensate, quindi come nel 75, nonostante tutti gli orrori che accadevano in tanti paesi del mondo, pure allora la situazione non era così disgraziata come quella di oggi, insomma, no? Ecco, e poi ci sono sensibilità diverse naturalmente. Volponi addirittura ha immaginato in uno dei suoi romanzi il pianeta irritabile è una distopia, cioè pensano a un futuro dove l'umanità in seguito a guerre atomiche è ridotta a una vita distorta, e quindi ci sono alcuni personaggi così un po' strani, mezzi animali, mezzi uomini che, insomma si organizzano e sono in lotta con un personaggio che sembra, se uno lo legge il romanzo, sembra Musk. Insomma, vi garantisco. Non- che prende un'astronave e dice che vuole andare su Marte, appunto, no? E parte per Marte, insomma, quindi questo sono passati tanti anni, e invece c'è mentre quello della Ortese è un atteggiamento di fidente rapporto col fondo della natura, col suo dolore. Ecco, lei ha una disposizione fortissima verso tutte le creature fragili, no? Non accetta nemmeno, insomma, che si schiaccino delle formiche, diciamo, insomma, no? Quindi c'è una sorta di religione che però del rapporto con la natura, ma sempre come difesa di tutto ciò che è fragile, marginale, minore, insomma, no? Con una passione personale formidabile. Ora però, dopo gli scrittori, dopo questi scrittori
perché io arrivo, diciamo, fino al fine del Novecento, fino a qualche cosa di Andrea Zanzotto che è dell'inizio del nuovo secolo, ma mi confronto poi con tutte le tematiche di oggi, insomma, no? Con le tradizioni varie dell'ambientalismo, e io insisto molto sul rilievo del concetto di responsabilità e sul libro di uno dei filosofi tedeschi, insomma, Hans Jonas, che questo, il principio responsabilità, che sarebbe veramente un manuale non per interventi specifici, no? Ma proprio per il senso filosofico della responsabilità, la responsabilità nei confronti delle future generazioni. Prima elabora filosoficamente questo concetto di responsabilità in una chiave appunto ecologica. Poi, tra l'altro, c'è anche un suo bellissimo libro sulla medicina, sulla responsabilità in medicina. Ecco, Jonas credo che sia insomma uno dei pensatori ecologici da tenere meglio presenti, no? Mentre io ho delle riserve verso l'eccessivo naturismo, no? Verso quell'ecologia che si affida totalmente al dialogo sottile, intimo, segreto, assoluto con le forme naturali, quelli che dicono che insomma gli animalisti a tutti i costi, il dialogo con le piante direttamente, insomma, no? Ora, io credo che tutte queste cose sono possibili perché abbiamo i mezzi tecnici che ci rendono la vita relativamente sicura e ci permettono, no, di proteggere gli animali in un certo modo e di dialogare con le piante. Ora, gli animali vanno protetti, sia ben inteso, però ecco, dico, credo che non si può affidare il destino dell'umanità ad un immediato dialogo con la natura. Invece bisogna saper operare sulla natura per salvarla ormai, no? Per limitare i danni che le abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi la responsabilità è responsabilità per l'uomo. E quindi discuto con molte riserve certe posizioni come quelle che mettono in evidenza l'assoluto dominio della terra come Gaia. Bisogna sentire il respiro della terra. Sì, cerchiamo di sentirlo, ma non possiamo affidare, no, le possibilità del futuro solo al respiro della terra, ma perché ormai insomma, il mondo è pieno di cose, di oggetti, di tecnica, e tra queste tecniche, no, si è affermata la digitalità negli ultimi decenni, no, che ci ha dato molte acquisizioni importanti, ma ha creato tanti pericoli fino a giungere a alla cosa oggi più pericolosa di tutte, che è l'intelligenza artificiale. Questa è in No? conclusione, questa è la conclusione, l'intelligenza artificiale. Adesso naturalmente non è che possiamo parlare di questa questione, io discuto alcune posizioni filosofiche sulla intelligenza artificiale, ma credo che qualunque cosa che si pensi, credo che va tenuto presente, e questi alcuni filosofi, tecnologi anche attualmente lo notano, va tenuto presente che affidare tutto alla digitalità e poi alla versione estrema che è diversa dal digitale come strumento diretto, perché l'intelligenza artificiale è generativa, crea delle cose, no? Attraverso l'intervento tecnico, con tutto il lavoro degli algoritmi, no, si fanno dei nuovi oggetti di comunicazione, addirittura dei nuovi oggetti veri e propri, insomma, no? Che vanno al di là della possibilità che abbiamo come esseri umani di possibilità di farle, di inventarle, di costruire. Si può scrivere un poema lunghissimo che un essere umano ci metterebbe tantissimo tempo a scrivere. Ora, il valore però, ora c'è un pericolo fortissimo che viene, a cui io nemmeno mi pare ancora non accenno nel libro, che è quello di rendere non allenata l'intelligenza normale. Soprattutto ora già le giovani generazioni, no, si stanno abituando, no, a fare tante cose senza nessuna fatica né di pensiero né di azione, no?
E questo a livello antropologico è una cosa pericolosissima, insomma, no? Perché se si affida tutto il fare e il ragionare e il risolvere problemi, insomma, no? Alle macchine, a livello proprio così antropologico e neurologico, si perde l'allenamento, si perde l'intelligenza razionale, si perde la possibilità della coscienza poi, no? Perché la coscienza umana, anche quella morale, si è formata proprio attraverso un lungo sforzo secolare, no? Di adattamento alla natura, di intervento sulle cose, di civilizzazione di sé, che però è stato tutto affidato al corpo, alle abilità corporee e a quelle mentali. Ora, se noi molte attività, e questo antropologi, filosofi, ci sono tanti libri che si potrebbero citare in proposito, no? Ce n'è uno bellissimo, l'autore c'ha un titolo, un nome così strano, non me lo ricordo mai, ma poi ve lo dico comunque. E ora, l'adattamento, tutte queste cose, no? Hanno creato anche i dati positivi della civiltà. Ora, se noi affidiamo tutto, queste cose le abbiamo messe tutte, le mettiamo sempre più nelle macchine, nell'intelligenza artificiale, che fa cose che noi non dobbiamo fare più, ma perdiamo continuamente l'allenamento non solo alla capacità di fare, ma allo sviluppo della coscienza, ma per risolvere i grandi problemi dell'umanità come quelli che abbiamo, la politica, è chiaro che ci vuole, non lo possiamo far fare alle macchine, no? E se andrà avanti così si farà sempre, tutto si farà sempre più fare alle macchine nell'atto stesso in cui non solo per il pericolo che le macchine facciano poi cose che non possiamo controllare, ma perché come massa di esseri umani perdiamo la capacità intellettuale, no? E perché non andiamo più a votare, per esempio, no? Una delle ragioni, ce ne sono tante altre, ma è anche questa, perché ci sono tante persone che stanno immerse in un circolo di stanno sempre lì, insomma, no? E man mano perdono l'individualità della loro coscienza, no? Che resta sempre e deve restare sempre umana. Questo credo che sia uno dei pericoli più grossi, insomma, che ci sia. Come si dice, come appunto vi dico il nome del filosofo, Prego. Ecco. ecco, c'è questo libro si chiama Vibar, W-Y bar con due R, Cregan Reid. In italiano l'hanno tradotto Il corpo dell'antropocene. In realtà il vero titolo sta nel sottotitolo, come il mondo che abbiamo creato ci sta cambiando. Ecco, tutte le cose che sono state inventate stanno cambiando la nostra stessa corporeità. Perdiamo delle funzioni che erano normali a livello fisico. Qui si parla solo del corpo, ma si parla pure della mente, pure della scuola, dell'educazione, del pericolo che affidare tutta la scuola così a internet, per esempio, no? Di affidare tutte le ricerche possibili alle macchine, fa perdere, potrà far avere qualche risultato immediato, ma fa perdere l'allenamento di coscienza, la difficoltà così il senso della difficoltà dell'adattamento. Ora, questo è il pericolo più grosso insieme a tanti altri, no? Però ecco, io credo che eh, per intervenire sull'urgenza del presente, che è l'orizzonte climatico, no? C'è bisogno di un impegno a larga scala dove sia determinante la coscienza e la comprensione della realtà da parte di esseri umani che vogliano uscire dai pericoli in cui ci troviamo imbarcati tremendamente, tanto peggio negli ultimissimi giorni, mesi, insomma, no? Non sappiamo quello che possa accadere. Insomma. Arriva, Bisogna fidare nelle giovani generazioni comunque. insomma, cioè, veramente, sì, quello davvero. Io la ringrazio, è stata
molto interessante sta cavalcata attraverso la letteratura e ricordo il titolo del libro, Natura vicina e lontana, umanesimo e ambiente, dagli antichi greci all'intelligenza artificiale, del professor Giulio Ferroni, libro che voi trovate nelle librerie perché è edito dalla nave di Teseo, una giovane casa editrice, insomma, che si sta dando molto da fare. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera.